Come promesso, eccoci pronti a fare una chiacchierata con un personaggio che conoscete molto bene, potete trovarci spesso, ospite anche di appuntamenti che abbiamo fatto dal vivo anche come reporter, e finalmente lo abbiamo di nuovo con noi, Valerio Ascano. Valerio, ciao, buongiorno. Buongiorno. Allora, come va? Tutto bene, immagino? Bene, voi? Tutto Caspita, bene? sì, tutto bene, ma soprattutto a te perché stai lavorando molto e devo dire con tanta soddisfazione, specialmente per l'uscita proprio freschissima di questo Parto da qui Tour Edition. Sì, siamo di nuovo in promozione, adesso tra l'altro ripartiamo col tour, insomma, sempre in giro. Ecco. Infatti vedo, sei stato a Roma, praticamente ieri eri invece a Firenze e il 6 maggio sarai a Napoli, al Stadio di Napoli alle 15 per presentare e incontrare i fans, ma soprattutto ci sarà anche ci sono vedo due date segnate, il 6-7 maggio in concerto a Napoli, quindi Il 7 maggio al Teatro San Lazzaro di Napoli e poi il 1 maggio ad Anagni. Anche, è vero. Sì. 4 giugno a Gioia del Colle e poi andremo insomma così per tutta l'estate. Insomma, fare vacanze lavoro, anche perché è bello, il mestiere del musicista è bello perché giri, conosci un sacco di gente e soprattutto vivi le emozioni che ti danno tutti i ragazzi e le ragazze che vengono a vederti e sentirti ogni volta, è vero? Sì, assolutamente. Ma l'idea di fare, per esempio, questa è molto carina, perché l'idea di fare questa cosa appunto nei cinema, che poi è molto carina, molto particolare come idea, non viene fatta spesso. A te è piaciuto fare questo evento? Sì, appunto proprio per questo motivo, perché non avevo mai sentito parlare proprio non ho mai sentito parlare di concerti che potessero essere trasmessi in oltre 100 sale cinematografiche in Italia, per cui mi è sembrata una novità, ecco, per quello ho subito accettato praticamente di fare, ecco, perché è un'idea effettivamente, visto che ci sono queste nuove tecnologie che possono fare questo, insomma, quindi hai avuto un pubblico veramente enorme, perché insomma, in quanti cinema erano? Oltre 100 cinema, oltre 100 sale, sì. Quindi tantissime persone, neanche in uno stadio le metti tante persone così praticamente. Oddio, dipende. Dipende dal cinema, tu dici. Comunque, una bella estate ti aspetta, naturalmente noi, sperando che quando tra i tuoi giri potrai passare ancora qui da noi, così chiacchiereremo ancora insieme. Parto da qui Tour Edition, quindi prosegue alla grande, e noi ci ascoltiamo il brano che... Pronto, scusami. No, ti sto seguendo. Ascoltiamo 2 stelle. Esatto, vuoi dirci 2 cose su questa? Vuoi presentarla tu? Magari dire 2 parole come chi presenta le canzoni dicendo ma io penso questo che è stato, eccetera, eccetera. Allora, diciamo che 2 stelle era già presente in Parto da qui in versione inglese. È vero. E dovevamo trovare, insomma, per fare una versione italiana che rendesse al meglio un testo che comunque avesse un'importanza tale perché non venisse perso quella che era la magia della musica, della canzone in inglese, ecco. Per cui adesso qui su Radio Reporter, Valerio Ascano con 2 stelle. Perfetto, Valerio, ti auguro un buon viaggio, un buon divertimento soprattutto per questo grande tour, e alla prossima allora. Ciao Valerio. Prossima, ciao. Ciao. La radio spenta,